Non è assolutamente accettabile che i nostri colleghi impegnati quotidianamente in quella caserma possano rischiare di venire contagiati. Abbiamo contato anche tra le nostre file un primo contagio proprio a Treviso. Un poliziotto positivo al virus, altri 2 in attesa di un altro giro di tamponi previsto lunedì e che potrebbe portare a 3 il numero di agenti contagiati. La situazione esplosiva all'ex caserma a Serena, con l'aumento esponenziale di migranti positivi, investe ora anche le forze dell'ordine, provocando la reazione immediata del sindacato di polizia FSP. Avremo tante domande da rivolgere al prefetto di Treviso, ma ci chiediamo cosa sia stato fatto per arginare il propagarsi di questa pandemia all'interno di una caserma, se sia stato fatto tutto il possibile o tutto il necessario perché questo non avvenga. Non ci sembra, perché, ripeto, in 2 mesi e mezzo un aumento esponenziale di contagi non è tollerabile. Il contagio della gente sarebbe avvenuto sabato scorso durante l'intervento che ha portato all'arresto di un migrante dopo gli atti vandalici in infermeria e l'alta tensione seguita alla vicenda del medico e dell'infermiera presi in ostaggio da alcuni facinorosi. Inevitabile il tampone per i presenti durante il blitz delle forze dell'ordine ed esito positivo per il poliziotto che, inizialmente asintomatico, nei giorni successivi ha cominciato ad accusare febbre. 2 altri agenti, dopo un primo esito positivo e negativo, attendono ora il nuovo round per la prossima settimana. Una situazione allarmante e ora il sindacato chiede interventi immediati. Si faccia in fretta, si faccia presto. Chiediamo anche al governatore Luca Zaia di poter effettuare i tamponi a tutti i poliziotti della provincia di Treviso che abbiano lavorato a vario titolo presso la caserma Serena. Cercheremo anche di andare a fondo su quelli che sono stati ovviamente i protocolli adottati all'interno della caserma Serena e su questo daremo battaglia perché, ripeto, Treviso non merita questo trattamento.